Da Dorsoduro a Zelarino, da Malamocco a Marghera, da Mestre a Campalto, gli orti urbani dislocati sul territorio del comune di Venezia si contano oramai a centinaia. Un progetto in cui si fondono assieme politiche urbanistiche, sociali ed ambientali e a cui si intende ora garantire unitarietà di gestione. Il Comune ha operato una ricognizione importante degli orti sociali disponibili dopo anni in cui questa competenza era frazionata su 1000 direzioni e 1000 municipalità diverse, con criteri e con approcci diversi. Ci sono 80 orti liberi che andremo a assegnare tramite un bando pubblico che uscirà nelle prossime settimane, dedicato appunto agli anziani che vogliono coltivarsi una porzione di orto che il Comune mette a disposizione e stare insieme, socializzare e fare comunità e coltivare l'orto. Tra i requisiti necessari per partecipare ad un progetto dedicato agli over 60 ci sono la residenza nel Comune di Venezia e l'essere titolari di pensione. Sono quasi 90 gli orti urbani che risultano essersi liberati e che, attraversata la necessaria manutenzione, sono pronti ad essere riassegnati a nuovi interessati. Gli altri assegnatari di orti non si preoccupino perché anche se quelli che sono in scadenza abbiamo prorogato fino alla fine del prossimo anno la durata delle loro concessioni. Seguirà poi un ulteriore bando per quelli in scadenza che sono circa 400. Gli orti in comune sono appunto circa 450 lotti che ogni anno vengono coltivati dai nostri anziani. Il Comune di Venezia ha intenzione di ampliare ulteriormente il numero di orti sociali. È stata quindi disposta un'ulteriore ricognizione degli spazi verdi disponibili che potrebbero essere recuperati in questo senso. È terapeutico curare un orto, terapeutico in senso ovviamente sociologico e non medico, però ha anche delle implicazioni sul benessere della persona fisica e quindi la persona che vive in un orto, lo coltiva, ha un obiettivo la mattina, vede i suoi successi realizzarsi perché se la pianta cresce vuol dire che l'hai coltivata bene e poi li gusta insieme agli altri e sta insieme alle persone, esce di casa, sta al sole, fa vitamina D, stare al sole e per l'anziano è importante.